Rieccoci insieme, allora siamo sempre collegati con la Presidente Daniela Ferrari, Presidente Associazione Penelope del Veneto, e qui in studio abbiamo la consigliera regionale Silvia Maino. Presidente Ferrari, buongiorno, allora, buongiorno, ben arrivata. Grazie dell'invito. Per quel che riguarda l'associazione Penelope, già ne avevamo parlato, però i nostri telespettatori non necessariamente hanno seguito la trasmissione, quindi ci dica ancora due parole relativamente a che cosa fa, cosa si occupa e soprattutto qual è il vostro obiettivo principale. Va accennato anche la consigliera, un'attività di supporto molto importante, peraltro riconosciuta istituzionalmente. Sì, allora noi in questo ventennio ci siamo concentrati in particolar modo sulle famiglie e sull'aspetto normativo, perché prima del 2012 non c'era una legge, quindi si è lavorato molto perché la 203 venisse emanata, anche se è una legge molto stringata, sicuramente da rivedere, ma soprattutto ci siamo concentrati sul dare assistenza alle famiglie. Assistenza di tipo legale, assistenza di tipo psicologica e in questi ultimi anni anche di tipo specialistico, non solo mettendo a disposizione degli avvocati ma anche degli esperti informatici, medici legali, insomma tutto quello che abbiamo a disposizione. L'obiettivo è un obiettivo molto ambizioso. Quando non ci sarà più bisogno dell'associazione Penelope significa che lo Stato viaggia bene al 100% per suo conto. Purtroppo ancora non è così. Noi tutti i giorni rileviamo delle profonde mancanze, sia ancora nell'applicazione della legge, perché qualche operatore di polizia risponde ancora ai familiari che è troppo presto per sporgere denuncia, e sia anche nell'attivare immediatamente le ricerche. Un altro aspetto che è molto critico dal nostro punto di vista è quello della classificazione della scomparsa. Come ha detto bene Silvia Maino prima, i familiari si rivolgono alle forze dell'ordine nel momento in cui hanno esaurito tutte le possibilità a loro disposizione, hanno chiamato tutti gli amici, i parenti, i conoscenti, e del loro familiare, del loro amico non c'è traccia. Quindi a questo punto si rivolgono ai carabinieri, alla Polizia di Stato principalmente, per chiedere un aiuto. Molto spesso, un po' perché le famiglie sono anche molto così pudiche nel rappresentare immediatamente eventuali problemi all'interno della famiglia, queste scomparse, che per le famiglie vengono vissute come una scomparsa, vengono classificate come allontanamento volontario, e questo comporta che l'attività si muove molto lentamente. Invece è assolutamente importante che alcuni accertamenti vengano fatti immediatamente, e intendo per esempio il controllare la videosorveglianza, intendo per esempio andare a verificare subito tutti i dati della telefonia, se siamo fortunati che la persona è scomparsa con un dispositivo telefonico. Quindi accertamenti che se non vengono fatti immediatamente si perdono. Se noi andiamo a vedere il dato fornito ufficialmente dall'ufficio del commissario straordinario, nel 2022 l'82% delle denunce è stata classificata come allontanamento volontario e un 8% per motivo non determinato. Se andiamo a vedere ancora il dato, di questi il 52% non è ancora stato ritrovato. Ora, io dico, non è possibile che una persona che si allontana volontariamente svanisca nel nulla. Da qualche parte deve spuntare fuori, magari si è spostata di nazione, magari si è spostata e ha intrapreso un'altra vita, un'altra attività. Questo 52% non può essere svanito nel nulla semplicemente perché ha deciso di interrompere la sua vita quotidiana, ha deciso di cambiare vita. Molto spesso rimangono vittime di incidenti, di azioni di terzi, quindi vittime di reato, e questo aspetto è un aspetto che dal nostro punto di vista deve essere riconsiderato. Come? Innanzitutto classificando ogni scomparsa come una ipotetica anche
vittima di reato, ogni scomparso finché non si dimostra il contrario. È vero. Finché non si dimostra il contrario. E questo perché si darebbero agli inquirenti maggiori strumenti per poter agire. Per esempio, quando scompare un anziano che comincia ad avere problemi di capacità cognitiva, di autodeterminazione, noi non possiamo classificare questa scomparsa come una scomparsa volontaria, perché è pur vero che non è stato costretto da nessuno, ma sicuramente non era nello stato psicofisico di poter decidere di non rientrare più a casa. Molto spesso succede un qualcosa che gli impedisce di tornare a casa, e quindi noi ci battiamo anche molto su questo aspetto. Ecco, sì, prego. Lei ha parlato appunto di minori, qua stiamo parlando di persone adulte, eccetera. Per quel che riguarda invece i minori, le dinamiche come sono? E quando appunto Allora, se noi guardiamo la relazione report dell'anno scorso, noi vediamo che i minori, ovviamente per minori si intende gli under 18, sono quasi il 53% degli scomparsi. Ovviamente in questo diciamo, grosso numero rientra anche il fenomeno migratorio dei minori non accompagnati, che va a incidere molto, e noi lo vediamo dove? Lo vediamo dove andiamo a scindere le due tipologie dei minori, gli italiani dagli stranieri. Il numero dei minori stranieri che scompaiono è nettamente superiore ed è inversamente proporzionale ai ritrovamenti, mentre il numero degli italiani, dei bambini italiani che scompaiono, dei minori italiani che scompaiono, è nettamente inferiore a quello degli stranieri, però la percentuale di ritrovamento è molto più elevata. Ovviamente qui c'è tutta una dinamica e una legislazione che riguarda la possibilità di censire i minori stranieri che entrano in Italia senza accompagnamento di un genitore o comunque di un familiare, che viene impedita principalmente dalla legge sulla privacy. Non è possibile ad oggi rilevare i dati biometrici di questi bambini. E questo è molto pericoloso, perché questi ragazzini finiscono nelle maglie innanzitutto della delinquenza, vengono arruolati dalla delinquenza, ma non solo, ancor peggio finiscono nei dati, per esempio, del traffico di organi, nei dati della pedopornografia, quindi non sappiamo veramente che fine fanno. Solo una piccola parte riesce a proseguire nel loro cammino e magari arrivano all'estero, raggiungono i familiari in altri stati europei. Ma non abbiamo nessuna certezza neanche di questo, perché non possono essere in nessun modo censiti. Ecco, per quanto riguarda invece i minori italiani, tra le cause ovviamente abbiamo tutte le cause del disagio giovanile, quindi il bullismo, l'adescamento sul web, anche la sottrazione di minore, anche se in minima parte da parte di un familiare nelle separazioni conflittuali. Insomma, queste sono le cause principali. Certo. Il forte disagio che i ragazzini vivono nella loro quotidianità. Ecco, consigliera, a questo proposito, qua stiamo vedendo appunto il sito tra l'altro di Penelope, e per cui anche se volete darci un'occhiata anche voi da casa è molto interessante, ci sono dei numeri importantissimi che sono altrettanto inquietanti. Consigliera, bullismo, adescamento sul web, disagio giovanile, utilizzo di sostanze stupefacenti, di droghe, tutte situazioni che coinvolgono i giovani. Coinvolgono però anche il nostro sistema sociale. Intervenire anche da questo punto di vista normativamente, derogare alla privacy, perché questo diventa limitativo. Io ricordo che in certi paesi, extra UE naturalmente, ci sono delle foto segnaletiche di bambini, di adulti in giro, scomparsi, missing. Almeno, è vero che viene violata la privacy, non si potrebbe fare, ma almeno se tu lo vedi questo bambino, lo vedi questa persona, puoi contribuire ad aiutare. Non è possibile da noi, vista la gravità e la mole di persone, perché sono veramente numeri impressionanti. Ma tutto è possibile, basta volerlo e basta restare nei ranghi e nei limiti di quello che la norma ci consente di fare.
Chiaro che anche questo aspetto della privacy è un aspetto che deve essere trattato comunque sempre, io faccio una doverosa premessa in sede parlamentare perché è una competenza, è una, certo, legge, sì, è una sì. legge nazionale. Però credo sì che sia il caso, io con l'associazione Penelope ne avevo parlato anche in un paio di occasioni, di considerare un attimo se limare alcuni aspetti oggettivamente della privacy che impediscono anche di veicolare in maniera il più possibile chiara e netta le immagini e le informazioni delle persone, perché più vediamo volti e più riusciamo anche a divulgare, insomma, no? I volti delle persone che vanno cercate. È complicato perché la legge sulla privacy, che vuole tutelare, in alcuni casi purtroppo frena un po', no? Infatti sto pensando sì, proprio a questo. Io chiedo a lei, che si occupa appunto di un apparato anche legislativo, normativo, per carità di carattere regionale, però si rende conto appunto dei limiti. C'era un messaggio che era arrivato prima, vediamo se dalla regia me lo rimettono in onda, da parte di un telespettatore o telespettatrice, che scrivono: ma esiste una divisione di polizia o altro che indaghi sulle persone scomparse? Credo non basti fare 3 domande in giro e poi redarre un verbale. E poi c'è una comunicazione costante con i familiari. Chiedo prima a lei, consigliera, poi sentiamo la Presidente. No, ma è proprio Associazione Penelope che può dare la risposta più completa. Ecco. Perfetto. Sì. Presidente Ferrari, cosa dice? Sì, guardi, il vostro telespettatore ha toccato 3 punti veramente importanti. Il primo, non esiste una sezione dedicata e su questo noi ci stiamo battendo, perché come per il codice rosso riteniamo che chi si occupa di scomparse deve essere una persona che se n'è già occupato, sa come vanno interrogati i familiari e sa come muoversi, quindi questo accelererebbe di molto le ricerche. In secondo luogo, la scheda che è stata predisposta dall'ufficio del commissario straordinario e pensata da psicologi, dal nostro punto di vista è inadeguata, perché l'operatore di polizia si limita a mettere la crocetta sì, no, sì, no, sì, no, ma se alla fine non sa trarre delle conclusioni non abbiamo ottenuto nessuna informazione utile per le ricerche. La terza questione, anche questa è una questione spinosa, della quale molto sovente noi richiamiamo anche le prefetture, perché c'è da dire che l'organo amministrativo preposto alle ricerche degli scomparsi sono le prefetture, quindi rappresentante del governo sul territorio. In alcune prefetture io incontro una grande sensibilità, mi viene in mente Padova, mi viene in mente Rovigo, dove i familiari vengono convocati ai tavoli insieme con le forze dell'ordine e la protezione civile per parlare della scomparsa e fare il punto della situazione. In altri casi i familiari hanno la percezione di essere proprio lasciati, abbandonati a se stessi e molto spesso non vengono nemmeno messi a conoscenza di eventuali segnalazioni. Questo comporta, per esempio, che i familiari in autonomia svolgono delle attività che a volte sono anche pericolose, perché magari si recano in posti malfamati, da soli, si mettono anche a rischio come persone. Quindi il telespettatore è stato veramente molto oculato nel fare le domande, sembra quasi che sia una persona che è incappato in qualche modo in una scomparsa. Presidente, la ringrazio. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Se avete altre domande approfittatene, poi io invito naturalmente a rivolgersi direttamente anche all'associazione, perché è l'interlocutore di supporto alle famiglie. Un'attività molto importante che fa Penelope è quella di supportare i familiari delle persone scomparse che hanno veramente bisogno di aiuto, non soltanto dal punto di vista di supporto legale, tecnico, come diceva anche la consigliera, ma anche psicologico e umano, che non è poca cosa. Tra poco torniamo insieme.